la gente, caschetto, pagaia. Basta questo e la voglia di divertirsi per essere coinvolti in tutta sicurezza in un'entusiasmante avventura. Mi piace nuotare, mi piace l'acqua. E tu, pronto? Sì, molto, molto, molto. Poi, imbarcazione in acqua e si comincia a fare rafting, 10 km da San Gaetano nel comune di Valstagna a Solagna, lungo il Brenta, per divertirsi provando emozioni mozzafiato e scoprendo incredibili bellezze naturali. Una volta ci si emoziona perché è la prima volta e poi ci si prende gusto, è bello venire almeno una volta all'anno qui. Ci si ritorna sempre. Sì, poi piace a tutta la famiglia, una cosa da fare con i figli, col marito. Fatica a pagare. Beh, abbastanza direi, per una che non è una grossa, non è molto brava, insomma. Sul gommone, insomma, tutta la famiglia, per delle vacanze alternative, ma anche solo per una indimenticabile giornata. E oltre che di rafting, l'estate è tempo anche di feste medievali. Di soddisfare quasi tutti gli appassionati di sport. Qui si può praticare indifferentemente il trekking ed il ciclismo, il parapendio ed il rafting. Si può navigare con canoe oppure ci si può dedicare alle palestre di roccia. E poi ci sono i suoi piccoli borghi, caratteristici, tradizionali, ricchi nel loro tessuto architettonico dei segni di un passato secolare. Di Leoni di San Marco è disseminato il Veneto e non soltanto, e sono il ricordo di un secolare legame con la Repubblica Veneta e con Venezia. Quello di Vastagna però ha due particolarità. Innanzitutto è un leone da guerra con la spada sguainata, perché qui vicino correva alla frontiera il termine dello Stato Veneto, e poi ha il libro chiuso, segno che questa comunità era esentata dal pagamento del dazio. E questo probabilmente per due motivi: per una speciale fedeltà a Venezia e perché il Brenta, un po' come il Piave, rappresentava una delle grandi autostrade dell'antichità che serviva a convogliare verso la laguna il legname che veniva tagliato nell'altipiano di Asiago, nel Cadore, in Cansiglio. E alla storia secolare dei rapporti commerciali con la pianura è legata anche un'altra delle particolarità più suggestive di Valstagna, ovvero la Calà del Sasso. Adesso andiamo a visitarla assieme. Allora, la Calà del Sasso, 4.444 gradini fino all'altipiano di Asiago. In realtà io e Marco Piacentini, presidente della Proloquio Vastagna, ne avremmo fatti sì e no un'ottantina, giusto ad uso e consumo della telecamera, e già adesso ci apprestiamo a... La grotta ovviamente continua, non si ferma, ma le esplorazioni sono al limite. L'acqua è a circa 9 gradi e i tempi esplorativi si aggirano sulle 6 ore di immersione continua, quindi sono esplorazioni particolarmente difficili. Ma almeno avete scoperto da dove arriva quest'acqua? Certamente quest'acqua arriva tutta dall'altopiano dei 7 comuni, è acqua piovana o di scioglimento... Altopiano di Asiago. Altopiano di Asiago. È acqua piovana, come vi ho detto, o di scioglimento della neve, e arriva qua nelle risorgive dell'Oliero in circa 12 ore, quindi i tempi di risposta da un evento pluviometrico sono veramente brevi. Ok Marco, allora date queste sommarie note introduttive, andiamo, prendiamo una barca e ci addentriamo nella grotta. Con le guide della grotta. Si vince un dislivello di circa 15 metri, qua sopra ci sono delle sale molto belle, molto concrezionate per uno sviluppo planimetrico di circa 300 metri. Sono ricche, chiaramente, come un po' tutte le nostre prealpi, di una fauna cavernicola molto particolare. Allora, delle sale sopra di noi, sotto di noi invece si sviluppa tutto quanto il reticolo che pure non riusciremo a vedere perché dovremmo essere non solo speleologi ma subacquei. Allora fermiamoci a questo ambiente che pure è estremamente affascinante. Certamente, queste sale sono molto belle, molto ricche di suggestioni e di fenomenologie carsiche veramente spettacolari. Basta vedere questa grande colata alle nostre spalle che ha un'altezza di circa 15 metri.
Le concrezioni qua sono praticamente di ogni tipo. Osserviamo le stalattiti che abbiamo già visto con il percorso in barca e poi le corrispondenti stalagmiti che dal basso salgono e crescono verso l'alto. Senti, qui poi c'è una sorta di stalagmite gigante, che cos'è? Sì, anche questa è prodotta dal lento goccio dell'acqua. Come vi ho detto, parte del carbonato, vedete, si depone grazie alla goccia d'acqua che sosta nella punta della concrezione e la restante cade per terra. Cadendo per terra la goccia si frantuma e produce una concrezione particolarmente allargata. Tutto questo per arrivare poi alle vostre attività didattiche. Questo non è soltanto un luogo per gli speleologi professionisti, è un luogo che ormai è molto visitato da scolaresche, in questo periodo anche dai centri estivi, e dove è possibile toccare con mano un'esperienza naturale inconsueta, affascinante, e anche cercare di capire qualcosa di più. Certo, queste grotte non sono solo meta turistica del turismo domenicale oppure del turismo speleologico, ma è anche meta di numerosi centri estivi e scolaresche che frequentano il nostro centro didattico che offre molteplici attività, sia ludiche che didattiche, appunto. Che cosa riesci a spiegare ad un ragazzino delle elementari che arriva qui? Chiaramente tutto il nostro filo conduttore è il fiume, è l'acqua, e su questo si I don't wanna see, won't you every night around me, on my heart, love is blind, in a park, Io lo faccio. across the street, you see your love. La posizione per essere seduti durante la discesa è a mezza via tra il salsicciotto centrale e quello esterno, a 45 gradi rispetto all'asse centrale. Avete visto che sotto i piedi ci sono delle strap, si chiamano, delle cinghie. Ecco, dovete cercare di infilare in ogni una il vostro piede. Cosa serve questo attrezzo qui che si chiama pagaia? A voi servirà per pagaiare.